Euroregione News. Teatro Stabile Friulano, anzi, Teatri Stabil Furlan. Alla conferenza stampa di presentazione del Licoff, che sarà venerdì 6 e sabato 7 dicembre al Teatro San Giorgio a Udine, c'era il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il coordinatore artistico Massimo Sonaglino e il presidente del Teatri Stabil Furlan Lorenzo Zanon. Succede che ci sono 2 giorni in cui viene fatta una specie di convocazione generale, gli stati generali del teatro friulano, limitata, regolata in base a degli ambiti di appartenenza. Sono stati individuati 6 ambiti che sono teatro ragazzi, la traduzione, gli adattamenti, la nuova drammaturgia, la drammaturgia contemporanea e il teatro di tradizione, e questi 6 ambiti presenteranno ciascuno un piccolo progetto possibile di produzione possibile. A dire cosa sostanzialmente? Che il Teatri Stabil Furlan ha non soltanto il compito di realizzare delle produzioni teatrali da gettare in un mercato che non si sa bene come e quando possa accettarle, ma di occuparsi di tutti gli ambiti del teatro in lingua friulana, cioè una vera e propria ricognizione e intervento culturale, linguistico per torna alla luce, è così, culturale linguistico perché il teatro legato a un popolo contiene anche l'educazione dei giovani, il senso di appartenenza, un percorso storico, contiene tutta una serie di ambiti di ricerca che producono e danno vita a eventi teatrali veri e propri che hanno ciascuna la sua dignità e il suo motivo di stare all'interno del percorso culturale di una regione. Il futuro è un po' legato anche a quanto chi di dovere ci garantirà dal punto di vista economico, perché un teatro stabile friulano serio ha bisogno naturalmente di adeguati finanziamenti. Detto questo, la volontà sicuramente c'è, ed è una volontà che va, stiamo vedendo in queste settimane, ben oltre ai 7 enti pubblici o privati che siano, che hanno iniziato a dar vita a questa avventura. Siamo riusciti ad avere l'adesione di tutto il mondo della drammaturgia in lingua friulana, registi, attori, operatori del settore che si sono messi assieme per organizzare queste 2 giornate, manifestando così l'intenzione di continuare una collaborazione anche per il futuro. Quindi questo è veramente un gran bel segnale. Poi, ripeto, per realizzare le cose serve anche la sostanza, e quindi aspettiamo che dopo il primo segnale comunque importante che la Regione ha già dato i mesi scorsi, ci sia qualcos'altro per garantirci un livello adeguato. Il teatro friulano ha dato segnali molto importanti da questo punto di vista, anche recentemente, portando fuori dei lavori in lingua friulana fuori dai confini regionali. D'altra parte sappiamo che con i mezzi tecnologici che abbiamo ormai non è un problema la traduzione simultanea. Io credo che la tradizione da Pasolini, ma anche prima e dopo, testimonia di una possibilità, di una potenzialità in questo senso, ma sta anche al Neoteatro Stabile Friulano favorire nuove produzioni in questo senso qui. D'altra parte il problema delle nuove produzioni non ce l'ha solo il friulano, ma ce l'hanno tutti i teatri, quindi è una scommessa che noi accettiamo, consapevoli però della possibilità. È una casa appena fatta le fondamenta, però è una casa importante perché ha a che fare con la nostra identità e la nostra cultura. Noi vogliamo che attraverso il teatro la lingua friulana continui a crescere, continui a essere ancora parlata, con un'arte, quella teatrale, che è un'arte bellissima, e inizia questa avventura con il 6 e il 7 di dicembre a San Giorgio, al Cinema San Giorgio qui a Udine, in cui verranno presentati dei lavori
spettatori proprio in friulano, quindi sono invitati gli appassionati, quelli che amano la nostra lingua e anche i curiosi, quelli che vogliono conoscere come si fa teatro utilizzando il friulano. Ma con la Regione stiamo parlando, ho già dato un finanziamento, però non è sufficiente, chiediamo che anche al Friuli sia dato quello che viene dato ad esempio a Trieste, non della stessa quantità perché sarebbe troppa fortuna per i Friuli, ma senz'altro qualcosa di più di quanto è stato dato finora. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.